Un incontro positivo è stato quello del senatore Paragone che si è svolto a Naro, dove si sono discusse delle tantissime problematiche del territorio che interessano in questo momento di pandemia tantissimi lavoratori, tante imprese, un momento di grande crisi. Sì, è stato un incontro interessante, produttivo. Da Naro abbiamo voluto lanciare il primo attivo regionale, cioè abbiamo lanciato ufficialmente la campagna elettorale di Italexit che si presenterà alle prossime amministrative regionali in Sicilia. Oltretutto volevo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti in questa manifestazione politica, tra cui Amabilino, che è una delle mogli dei pescatori sequestrati in Libia. Volevo ringraziare Filippo Accetta perché si impegna su tutto il territorio nazionale a portare avanti le proteste per quello che riguarda gli ambulanti, ai fieristi e tutte le attività commerciali coinvolte in questo momento di pandemia. Volevo ringraziare tutto il mio staff di Agrigento per la riuscita della giornata di sabato e volevo principalmente ringraziare tutta la struttura e il leader Gianluigi Paragone perché ha avuto sensibilità a partecipare, perché capisce anche che in questo territorio difficile le problematiche che stiamo attraversando. Volevo dire grazie a tutti coloro che erano presenti sabato e abbiamo comunicato a tutta la popolazione che da questo momento in poi Italexit sarà presente per tutte le tematiche che interessano il territorio.